Le disposizioni imposte dal coronavirus in tutte le chiese del nostro calpestare l'ostia non posso obbedire. L'obbedienza sia nel lecito e non nell'illecito. Questa è la grande lezione di San Tommaso d'Aquino. Quello che stanno per compiere è un atto di macelleria eucaristica. Padre Pio li chiamava macellai. Dopo la messa celebrata lunedì scorso, Don Leonardo si è dimesso definendo un atto di macelleria eucaristica l'obbligo di distribuire l'Eucaristia nelle mani e con i guanti per come previsto dalle misure del Covid-19. Una scelta, citano fonti dell'ANSA, che è stata condivisa da alcuni settori della Chiesa Cattolica e da siti integralisti. Dalla Curia smentiscono che il parroco sarebbe stato rimosso dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ed anzi precisano in una nota: la prassi di distribuire la comunione nelle mani è in conformità alle norme emanate dal Magistero della Chiesa, a cui ogni cristiano deve attenersi in ossequio alla volontà e alle indicazioni previste. Personali convincimenti, ribadisce la nota stampa, presentati da singoli come dottrina autentica non possono essere imposti ai fedeli. Spetta al vescovo nella diocesi dare norme in materia liturgica, le quali tutti sono tenuti per difendere l'unità della Chiesa universale. Ricordiamo che le norme in materia di Covid prevedono l'utilizzo di guanti e mascherine durante la celebrazione della liturgia, l'occupazione di alcuni spazi nelle panche della parrocchia, distanza di sicurezza tra i fedeli, il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali e tanto altro ancora. In attesa della nomina del nuovo parroco, l'Arcidiocesi di Palermo individuerà nei prossimi giorni un amministratore parrocchiale. Ecco, la comunione nelle mani è un sacrilegio. La comunione nella plastica, messa sulla plastica, è un secondo sacrilegio. Che la plastica dove è stato deposto il corpo di Cristo venga poi buttata nell'immondizia, perché parliamo di guanti monouso, è un terzo sacrilegio. Quindi le modalità con cui il governo ha deciso che si debba dare la comunione sono 3 sacrilegi in uno. Il sacrilegio è il peccato più grave che l'uomo possa commettere, perché è un peccato che va contro Dio. Come dicevo qualche domenica fa nell'omelia, è un atto di macelleria eucaristica. Padre Pio diceva macellai a tutti coloro che trattavano l'Eucaristia senza rispetto. E quindi in questa parrocchia i fedeli faranno la comunione spirituale. Tanto passerà questo periodo, non può durare sempre. Nel frattempo faranno la comunione spirituale, perché io nella mia coscienza non mi sento assolutamente di commettere questo triplice sacrilegio.